Elio Desiderio, giornalista da Lampedusa. Ecco, possiamo fare un po' una sintesi di ciò che sono stati gli sbarchi quest'anno, in questa stagione a Lampedusa. Ecco, proprio in queste ore, almeno dalle notizie che abbiamo, il complice il Mare Buono, stanno arrivando centinaia di persone. Sì, in effetti c'è stata una ripresa degli sbarchi, non ce l'aspettavamo perché il mare è buono già da un po' di settimane. Evidentemente c'è stato qualcosa che ha fatto scattare di nuovo gli arrivi perché, ripeto, fino a una settimana, 10 giorni fa, e il mare comunque andava bene, nel senso che c'era bel tempo, non si sono registrati grossi sbarchi, anche pochissimi, e quindi c'è questo, adesso bisogna vedere se continuerà ancora perché è previsto bel tempo per quasi 10 giorni, 15 giorni, di conseguenza adesso vedremo un po' i numeri che cosa ci diranno. L'hotspot è pieno con circa 900 ospiti. So che la prefettura ora in questi giorni ne manderà 250 a Porto Empedocle, per cui diciamo una situazione come al solito sempre di intensa, di collasso della struttura. Beh no, in effetti le cose sono un po' cambiate da quando c'è la gestione della Croce Rossa e devo dire che la prefettura di Agrigento è particolarmente attenta e quindi anche stamattina ci sono state in corso, adesso la nave è partita da poco, ma hanno portato via qualche centinaio di persone. Quindi diciamo che la parola collasso è un po' presto per poterla dire. E di conseguenza presumo che ci saranno appunto, che anche stasera mi sembra di aver capito, però non posso dare conferma, che ci saranno anche con la nave che arriverà stasera, ci saranno altri trasferimenti verso Porto Empedocle di migranti. E un bilancio anche della stagione estiva, come è andata? I turisti sono arrivati, gli albergatori, insomma, così brevemente anche per parlare di cose belle dell'isola di Lampedusa che offre, ricordiamo l'isola dei conigli, insomma, un piccolo excursus di Un quest'estate. excursus, bene, la stagione 2024 contro diverse come dire, previsioni che qualcuno aveva fatto, in realtà sta procedendo in maniera eccellente. Ci sono i numeri confermati degli anni scorsi, addirittura c'è un incremento e devo dire che anche con nave e aliscafi stanno arrivando tantissime persone, quindi sono confermati i numeri degli anni scorsi con un piccolo incremento addirittura. E per settembre, nonostante ci sia qualche volo in meno, in realtà le presenze sembra che saranno confermate come quelle dello scorso anno. Lampedusa è una meta turistica molto ambita e grazie al fatto che c'è un aeroporto e quindi ci sono i voli diretti con le maggiori città italiane, mette nelle condizioni molte persone, famiglie piuttosto che coppie, di preferire Lampedusa, dove vengono in aereo, scendono dall'aereo e dopo un quarto d'ora sono in pantaloncini e magliette e si stanno facendo il bagno.